Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. In apertura nuovi aggiornamenti sull'inchiesta che ha coinvolto l'ex governatore Totò Cuffaro. Nel registro degli indagati spunta adesso il nome di Stefano Palminteri, tenente colonnello dei Carabinieri accusato di rivelazione di segreti d'ufficio. Avrebbe infatti riferito a Cuffaro e Carmelo Pace, il capogruppo della DC all'Ars, dell'esistenza di indagini che avrebbero potuto riguardarli. Giacomo Frasconafilaro, il ventenne accusato dell'omicidio di Giuseppe Di Dio a Capizia, ha deciso di non rispondere alle domande delle parti ma di rilasciare soltanto dichiarazioni spontanee. E quanto emerge dall'udienza di convalida del fermo, Giacomo ha tentato di scagionare padre e fratello e il GIP ha invece convalidato la misura cautelare in carcere per tutti e tre. Aggressione stamani al centro comunale di raccolta pace di Palermo, dove un utente giunto prima dell'orario di apertura pretendeva di conferire i propri rifiuti in modo irregolare. L'uomo ha prima abbandonato la sua spazzatura davanti alla struttura e dopo essere stato richiamato per il gesto ha reagito investendo l'operatore con la propria moto all'ingresso del centro. Un 29enne egiziano è stato invece arrestato a Ragusa per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato un giovane di 19 anni lungo Corso Italia per poi fuggire. Rintracciato poco dopo nella sua abitazione dalla perquisizione, sono stati trovati il coltello utilizzato e anche i vestiti indossati al momento del fatto e ancora sporchi di sangue. In chiusura le previsioni meteo per domani. In Sicilia il tempo resterà stabile, anche se secondo gli esperti un peggioramento è previsto a partire da venerdì. Le temperature sono leggermente in calo. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito. Buona serata.